Gli ultimi due passi, sempre se va bene, 2 posti per 3 squadre per guadagnarsi il campionato di promozione l'anno che verrà, una settimana per finire o faticare ancora, amici di Sportisili. Ciao, da Salvo Geraci, benvenuti al Roberto Sorrentino Accademia Trapani Gemini e il triangolare playoff promozione di prima categoria siciliana. Queste due squadre più le Villarosa vogliono uscirsene al più presto, 3 squadre in tutto per i primi 2 posti di questa piccola classifica che consegnerà un grande regalo. Chi avrà la peggio avrà una seconda chance in un altro triangolare assieme alle perdenti degli accoppiamenti tra gironi D ed E e gironi F e G. Lì bisognerà arrivare per forza primi per conquistare l'ultimo posto per la promozione. Morale della favola: correre nell'arco di questi 7 giorni che verranno. Le due formazioni, Accademia Trapani che ha perso il duello con l'Iccarense per il primo posto nel girone A, ha comunque battuto il Cinisi 1-0 in semifinale, 2-1 il Petrosino in finale, trascinata dal suo bomber Federico Nolfo, 16 gol in stagione. Oggi però assente per diffida, 4-3-3 per Alberto Amoroso, Mistrette in porta, in difesa da destra verso sinistra Cammareri, Graziano, Silmone Culcasi e Parisi, a centrocampo Gammicchia, Nicola Culcasi e Agnello, in attacco Castiglione, Seculini e Cosenza. Risponde il Gemini, che invece ha diverse assenze, tra tutti Giacomo Scrodato, che ha rimediato una frattura al braccio nella finale del girone B a Favara con l'Atletico, vinta per 2-1. In semifinale ci fu il 3-1 a San Giovanni contro il Bagheria. Oggi inoltre Scavetto squalificato, Forestieri diffidato, la formazione con il 4-4-2 di Renato Maggi, Lardi in porta, Mangiapane, Reina, Messineo Ezza con in difesa centrocampo a rombo con Petruzzella a destra, lo guasto a sinistra, Adere e il play basso, Lio il trequartista, dietro le due punte Centinaro e Zeus. La terna arbitrale è tutta della sezione di Palermo, l'arbitro è Ruggero Alessi, assistito da Manfredi Canale e Roberto Cusimano. Un gran bel clima questo pomeriggio a Trapani per questa sfida che sta per iniziare. L'Accademia Trapani in maglia bianco-blu, mentre risponde il Gemini con una maglia che tra l'altro è uscita da poco in società, a strisce bianco-rosse. Presenti anche dei tifosi da San Giovanni Gemini posizionati alla sinistra della gradinata del Roberto Sorrentino. Ultimi check da parte dell'arbitro e dei suoi assistenti, dopodiché inizierà questo triangolare molto decisivo in vista dell'anno prossimo, del prossimo campionato di promozione. Tutti comodi, inizia Accademia Trapani Gemini con un pallone subito spazzato fuori e non è molto contento Alberto Amoroso, l'allenatore dell'Accademia Trapani, ex Trapani, tornato 3 volte in questa città nella sua carriera, ha anche allenato nel settore giovanile Granata all'inizio degli anni 2000, il ritiro a Giarre, l'ultima sua esperienza in Sicilia. Ha giocato anche in Campania, in Abruzzo. Spinge il Gemini, è stato subito questo fallo da Castiglione, una delle due novità di Amoroso. Lui assieme a Cosenza assiste Seculini davanti all'attacco, manca Nolfo, è stato ammonito nella gara vinta contro il Petrosino all'88esimo per 2-1, è entrato in diffida già da prima, poi la squalifica. Vedremo un po' se l'Accademia spingerà ugualmente. Cosenza, il passaggio in avanti per Agnello, attenzione al contatto assieme a Reina, oggi schierato in difesa da Renato Maggio. Zeus in fuorigioco, si continua a giocare, c'è l'assistente però già da un po' con la bandierina alzata. Già si cerca di lottare su alcuni palloni per una semifinale che sarà abbastanza combattuta, perché alla fine poi
si giocano altre 2 partite. Mercoledì ci sarà Gemini Villarosa, domenica prossima Villarosa Accademia Trapani. Accademia che ha questo vantaggio di giocare le 2 sfide di questo triangolare una volta a settimana, mentre il Gemini giocherà nuovamente praticamente tra 3 giorni. L'attacco tentato da Secolini, poi lo guasto finisce a terra, c'è il fallo in attacco per la squadra di Amoroso e calcio di punizione per il Gemini, che ha finito il proprio campionato nel girone B al terzo posto, 41 punti in parità con il Bagheria, sopra per la differenza reti, mentre l'Accademia ha perso un po' il duello promozione diretta con l'Iccarense dopo l'1-1 in casa della città di Casteldaccia. Avanti l'Accademia con Camareri, la scivolata sul pallone di Loguasto, pallone che però resta vivo per un po'. C'è il calcio d'angolo per l'Accademia Trapani, sentite qualche trombetta anche dalla gradinata del Sorrentino, tanti presenti qui al centro sportivo che oggi deve subire delle limitazioni da parte della questura, 200 ingressi consentiti. Parte la battuta, pallone in mezzo, stava cercando il tentativo verso la porta, che alla fine finisce in fallo laterale. Accademia che sta prendendo i suoi spazi in questi primi minuti, fatto 3 punti in più squadra di Amoroso rispetto alle Gemini nel girone A, soltanto 4 lunghezze dall'Iccarense, che poi ha mantenuto la prima posizione nelle ultimissime giornate di campionato. C'era stato quell'1-1 in casa della città di Casteldaccia, in contemporanea il 6-0 dell'Iccarense sul Salemi, poi la vittoria contro il Cinisi 1-0, la vittoria 2-1 contro il Petrosino, entrambe le partite giocate qui, adesso la terza consecutiva in casa, oggi contro il Gemini, che al contrario la finale l'ha vinta in trasferta, un colpaccio al 92esimo sul calcio di rigore segnato da Mangiapane, oggi titolare sulla fascia di destra. Ha mandato in estasi anche i tifosi delle Gemini che erano lì anche in quella circostanza. Ader, la sponda di Petruzzella, gli scambi tra i due, prova ad allungarsi il pallone Parisi, non ci riesce, lanciato in profondità, Centinaro mette fuori, Gammicchia, rimessa laterale per il Gemini, da posizione interessante, potrebbe proporsi per la prima volta in maniera seria la squadra di Maggio. Viene incontro Centinaro, invece viene servito Lio, altro pallone spazzato, altra rimessa per il Gemini, battuta che però si perde direttamente sul fondo. Può tornare a fare il proprio gioco l'Accademia, come provato a fare in questi primissimi minuti di partita. Nel sottofondo i cori del gruppo di Ultras arrivati da San Giovanni Gemini, provincia di Agrigento, praticamente attaccata a Camarata. Sarebbe veramente una sfida accesissima quella con il Camarat in caso di permanenza della categoria. Attenzione per l'Accademia che mette in mezzo questo pallone, c'è il destro verso la porta di Cosenza, respinto, primo spunto seppur non verso lo specchio della porta, calcia al volo Nicola Culcasi, il pallone rimbalza davanti Lardi, c'è il calcio d'angolo conquistato dall'Accademia Trapani, spinta dai propri tifosi. Sono sempre fastidiose queste traiettorie con il rimbalzo davanti alle portiere. Battuto corto questo calcio d'angolo, Camareri
cross sul secondo, a levare via di testa la difesa biancorossa. Agnello, l'alzata con presunto fallo su Zaccone, si va ancora avanti, c'è il destro piazzato, Ilardi respinge, poi Mangiapane a levar via, prima occasione, primo tiro in porta, arrivato dal lato Accademia, a tutta la rimessa, non c'è l'aggancio di tacco, tutto si spegne così dopo il tentativo di Vito Cosenza. Dicevamo una delle novità di formazione rispetto al 2-1 contro il Petrosino. Questa stagione ha segnato 5 gol, l'ultimo proprio nella finale playoff del Girone A. Oltre a lui ha segnato Nolfo sul calcio di rigore, però oggi è assente. Ci prova il Gemini, allarga a sinistra da Loguasto a puntare Camareri. Loguasto poi si affida dietro a Zaccone. Messineo, Reina, un po' prestato da Secolini. Reina a lanciare lungo, Centinaro stava vedendo, poi ha detto devo andare in profondità. Pallone non è arrivato comunque, occhio all'intervento di Mangiapane, abbastanza palloso su Cosenza, partita che potrebbe accendersi anche dal punto di vista del nervosismo. L'arbitro raccomanda i protagonisti in campo di calmarsi, perché possono arrivare cartellini da un momento all'altro. La giro palla dell'Accademia Trapani, cercato Camareri, la sponda molto buona di Castiglione verso l'interno del campo da Gammicchia. Cosenza, intanto si propone Parisi largo a sinistra, ancora Cosenza a puntare Petrucella, pallone per Parisi, mette dentro basso, il tocco di Reina in calcio d'angolo, ha toccato praticamente la bandierina, c'è rimessa laterale. Cosenza stava per battere il calcio d'angolo, poi ha avuto la rassicurazione dell'arbitro. Cosenza, prestato da Mangiapane, cerca di scambiare con Parisi, ancora Cosenza, stavolta la faccia ce l'ha verso la porta, puntare Mangiapane, ancora Cosenza, c'è il calcio d'angolo per l'Accademia Trapani, che si trova in partita. Gemini più di ripartenza, arrivano anche delle indicazioni da parte di Maggio nella fase difensiva per i suoi. Va Cosenza a rientrare, Ilardi a respingere con i pugni, poi ci pensa anche Ader, fallo laterale, la risposta di Antonino Ilardi, arrivato a metà stagione dalla Parmoval, squadra di eccellenza, salto notevole. Alzata per Cosenza, destro al volo sul fondo, l'idea c'è assolutamente per l'Accademia Trapani, questa alzata un po' improvvisa per Vito Cosenza, tra i più propositivi in questo inizio di match. Se la palla va a finire, capito? Altrimenti si crea Ilardi affida inizialmente il rinvio a Messineo, si deve mettere un pallone in più sul fondo. Adesso si può andare con il rinvio di Andrea Messineo, quasi una vita al Gemini, capitano, trascinatore di questa squadra. Cosenza vince il rimpallo, va avanti, c'è la rincorsa da parte degli avversari, fallo su Cosenza, cartellino giallo per Youssef Ader, e questo
Il primo cartellino estratto dall'arbitro per Youssef Ader, il fantasista marocchino, che si prende la sanzione poco dopo 10 minuti, quasi niente. Punizione Accademia. Solo uno in barriera. Zeus davanti, poi tutti dietro. Battuta affidata a Cosenza, anche con una finta cross in mezzo. Messineo a levar via, c'è anche lo guasto, poi il tiro schiacciato, e se di poco ci ha provato Seculini, e ancora l'Accademia a colpire seriamente dalle parti di Ilardi. Chiede la sveglia ai suoi, Maggio non è per niente soddisfatto. L'arbitro invita la difesa delle Gemini a rinviare il pallone con più velocità. Ecco il lancio in mezzo al campo, la presa di Loguasto, poi il tacco dietro provato da Mattia Lio. Cammareri, lancio un po' sporcato da Centinaro, ancora Cammareri, l'attacco di Centinaro da dietro, poi Reina a lanciare lungo il fallo su Zeus. Calcio di punizione, altro giallo, e già sono due. È arrivato anche lato Accademia con la munizione per Graziano. Punizione per i biancorossi con Mangiapane. Maggio vuole Lio più interno verso il campo. In quelle parti c'è la marcatura di Castiglione. Maggio dice a Mangiapane: la voglio morbida in mezzo. Parte Mangiapane, ecco la richiesta di Renato Maggio, poi Ader da fuori, alza troppo, il pallone finisce fuori dal campo, finisce praticamente nel parcheggio del centro sportivo Roberto Sorrentino. Graziano, anche lui dovrà faticare con l'ammonizione addosso. Cammareri, l'attacco di Loguasto, il rilancio di Graziano in mezzo al campo, non la prende Messineo, si è fatto male nel contrasto, ha ricevuto un colpo al braccio, tant'è che si è toccato. Giaccone per Loguasto, dietro ad Ader, il passaggio arriva però a Nicola Culcasi, allarga tutto da Cosenza. Cosenza aggancia, vuole rientrare sul destro, si accentra ancora Cosenza, tiro respinto da Ader, un fallo laterale. Parisi, Cosenza, c'è Mangiapane in scivolata, non la mantiene in campo nonostante un intervento senza toccare le gambe dell'avversario. Altra rimessa, Nicola Culcasi, la lunga contro Ader, giù assieme a Mangiapane, poi c'è il calcio di rigore, il fallo di Ader, calcio di rigore per l'Accademia Trapani, e c'è l'abbraccio di Agnello verso Cosenza. E occhio alla possibilità per l'Accademia Trapani di sbloccare questo triangolare, ma soprattutto questa partita. Cosenza va lui.
Solite indicazioni per Ilardi. Cosenza può portare avanti l'Accademia Trapani dal dischetto. Cosenza anche con il palo, 1-0, Accademia Trapani, il gol di Vito Cosenza, il secondo consecutivo e l'Accademia passa. La gioia per Vito Cosenza e i suoi tifosi, tanti dediche lì in gradinata. 1-0, il gol segnato da Vito Cosenza. Aveva fatto gol anche contro il Petrosino, adesso un'altra gioia, 1-0. E si riparte soprattutto per il Gemini che è sotto. Colpo di testa, convinto a staccare via Petrucella, avanza contro Nicola Culcasi, ancora Petrucella, mette dietro Centinaro, destro sul fondo, la reazione della squadra di Maggio. Il rilancio, Castiglione, l'aggancio, Camareri gestisce praticamente lui il passaggio del compagno, Camareri cross dentro, Ilardi la tocca, calcio d'angolo, doppia deviazione sul fondo. Già riscaldamenti lato Gemini con Salvatore Schifano. Adesso il calcio d'angolo per l'Accademia, parte la traiettoria bassa, leva via Andrea Messineo, ripropone in maniera molto potente Cammarelli, il pallone arriva a Cosenza, l'aggancio c'è, deve fare i conti con Zaccone. Cosenza, si muove Parisi, va in fondo, Parisi, pallone dietro, non c'era nessuno, c'è soltanto lo Guasto che mette in movimento Zeus. Zeus troppo lungo il pallone per lui. Di nuovo fallo laterale. Si batte la rimessa laterale proprio sotto gli occhi dei tifosi arrivati da San Giovanni Gemini. Cambio rimessa. Zeus si era portato fuori il pallone. Adesso anche ha il regalo da parte degli avversari. Lio si gira, mette quasi a terra Nicola Culcasi, ancora Lio, ancora rimessa laterale, metri in più per il Gemini. Mangiapane per Petrucella, pallone rimbalza, lo mette a terra, ancora Petrucella a contrasto con Parisi, Petrucella a terra, non c'è fallo, secondo l'arbitro c'è da quelle parti anche Lio a prendere il pallone, ha vinto il rimpallo con qualche difficoltà, non riesce a crossare, cross che poi arriva respinto da Parisi. Gemini con più velocità a cercare Petrucella, spazza via con convinzione Nicola Culcasi. Si sta sempre da quelle parti, Petrucella pressato da Parisi, voleva il passaggio per Adere che intanto era arrivato da dietro. Nuova alzata verso Lio, alla fine Cosenza ci pensa lui a spazzare in avanti, a far correre Castiglione. Messineo, l'appoggio dietro per Ilardi. Zaccone pressato dagli avversari. La rimessa Accademia con Castiglione, il dribbling contro Zaccone, arriva anche Ader, Castiglione, cross dentro Ilardi ad anticipare Secolini che voleva attaccare sul primo palo. Mangiapane
perde il possesso ancora Accademia. Gammicchia, cambio di gioco però troppo lungo per Castiglione, ed è allora rimessa per il Gemini. Nuovo appoggio di Cammarreri, va a prendere lo Guasto, c'è un fallo di mano. La punizione di Cammarreri, scambio con Nicola Culcasi, ancora Cammarreri, cross, un respinto da Lo Guasto, il pallone arriva in aria, spazzato da Reina, ma è sempre Accademia Trapani con il pallone gestito da Parisi. Il recupero dal Gemini con Centinaro, si va a prendere il fallo a contrasto con Cosenza, c'è comunque la rimessa laterale. Messineo dare indicazioni in profondità a cercare Mattia Lo Guasto. Lo Guasto mette giù, faccia a faccia con Cammarreri, passaggio verso l'interno, va via Accademia Trapani, stava andando con Secolini, alla fine Messineo assieme a Reina risolve tutto. Ancora Reina, largo da Petrocella, che ha dovuto abbassarsi prima di ricevere questo pallone. Ancora Petrocella, Lio, profondità verso Zeus, bloccato dagli avversari, lui e tutta la sua corsa. Accademia con più lentezza, intanto Castiglione vuole il pallone, allargato a destra, lancio lungo, però c'è il fallo su Messineo e dunque calcio di punizione per il Gemini. Ormai oltre la metà di questo primo tempo, 1-0 Accademia Trapani, il rigore trasformato da Cosenza. Lancio lungo, c'è Zeus che va a rincorrere il pallone con Graziano, c'è la rimessa dal fondo perché l'ultimo tocco è da parte del giocatore del Gemini. Si riparte da Francesco Mistretta, portiere classe 2003, sono tantissimi i giovani non solo in campo ma in rosa lato Accademia Trapani, tantissimi fanno parte del settore giovanile, altrettanti hanno giocato anche nel Trapani, sempre la fase della loro crescita calcistica. L'alzata di Ader verso Zeus, c'è Parisi, si cerca il cross in mezzo, ancora una volta Zeus a non avere la meglio e nuovamente rimessa dal fondo per Mistretta. Indicazioni per Mistretta. Si riparte con la rimessa dal fondo per l'Accademia Trapani, che ha dovuto fare a meno di Minaudo proprio nell'ultima ora. Non era partito titolare, però non è comunque disponibile. Occhio a Castiglione verso l'interno, l'intervento di Reina, il pallone però ce l'ha sempre l'Accademia, messo in mezzo, la girata tentata da Secolini, attenzione a Cosenza, esce sì Ilardi e la blocca in due tempi. Altra occasione per Cosenza, indubbiamente il migliore in campo sia per quanto sta producendo sia per la corsa e i palloni voluti, solo che Ilardi si è fatto male. Era riuscito a bloccare il pallone in due tempi Antonino Ilardi. Si rialza
Adesso il portiere del Gemini, oltre ad aver giocato con la Parmonval, tante presenze in eccellenza con Castelbuono, Sporting Ballone e Monreale, era anche con lo stesso Renato Maggio in promozione alla Camarat. Tanti in casa Gemini sono passati prima dal Camarat, poi dalla squadra della provincia. Reina, si propongono Centinaro, Zerus e Petrozzella davanti. Cosenza sponda verso Nicola Colcasi che nella agganciata di testa. Ancora una volta il Gemini a girare il pallone Messino con la finta Ader Reina. Il lancio lungo sempre verso Zeus, semistretta, la prende. Parisi, Cosenza attaccato da Lio, vuole la rimessa, il giocatore del Gemini non è così. Io anche a parlare con il secondo assistente Roberto Cusimano di Palermo. Il recupero di Lio, palla dietro, Ader, sale anche Zaccone a sinistra, pallone ancora di Mattia Lio, calcia da fuori in stretta. Parisi, Cosenza, il tacco verso Agnello, pressato da Lio regolarmente e si riparte con Youssef Ader. Ancora Lio, trova Cosenza, rimessa per il Gemini. Ader lancia verso Zeus, colpo di testa di Simone Colcasi. Ancora Ader, l'alzata verso Zeus, un po' preso di sorpresa, stretta ad anticiparlo dopo aver iniziato la corsa verso l'area di rigore dell'Accademia Trapani. Nicola Colcasi, pallone un po' difficile da gestire per l'Accademia Trapani. In qualche modo c'è la presa di Saul Castiglione, allarga tutto da Cosenza, si va da una parte all'altra in pochissimo tempo. Cosenza scivola sul più bello prima di crossare, perché eventualmente Secolini poteva andare a colpire dal cuore dell'area di rigore. Il rinvio di Vincenzo Reina, la prende Zeus ad anticipare lo stesso Centinario, poi Parisi, Cosenza ma mangia pane, lo sorprende mettendola fuori. Alzata di Nicola Colcasi a terra, si vanno Lio, Nicola Colcasi e Centinario alla peggio, però il primo di questa lista, ovvero Mattia Lio, classe 2000, lui come tanti altri cresciuto nelle giovanili del Camarat. Si chiede l'intervento dalla parte biancorossa della panchina. A disposizione di Maggio c'è eventualmente anche Fabio Messina, attaccante di tanta esperienza anche in Serie D con l'Igea. Invece lo spray per Mattia Lio. Entrambe le squadre approfittano per rinfrescarsi. C'è una bella giornata oggi a Trapani, infatti l'acqua servirà e come.
accompagnato fuori Mattia Lio. Ha anche segnato in eccellenza e promozione con il Camarat. Colpi ce li ha. Quest'anno ha fatto 2 gol. È stato il suo il primo a Favara contro l'Atletico. Tornato a segnare dopo veramente tanto tempo. Infatti il suo gol a Mussomeli in quel 3-1 del 28 novembre fu il suo. Nuova alzata a cercare Saul Castiglione, la staccata di testa, risponde Messineo. Nuovo pallone preso da Gammicchia, recupera il Gemini, Centinaro, lancia Zeus davanti il portiere, Zeus in fuorigioco, aveva anche sbagliato, colpo facile davanti alla porta, ma posizione irregolare per Zeus. All'anagrafe Serin Famè. E dunque punizione per Accademia Trapani. La battuta di Graziano, ricordiamo ammonito, insieme ad Ader, lato Gemini, allarga tutto Agnello, Cosenza ce la fa. Mette a sedere, molto bene Centinaro, Cosenza verso l'interno, verso Seculini, non c'è. Allora, Ilardi. Movimento con il pallone e senza, nel brevissimo, fatto veramente bene da quelle parti, con Centinaro che è stato messo a terra in modo assolutamente regolare. Lo guasto verso Lio, la prende Cammareri, un po' pressato, riesce a lanciarla in avanti verso la corsa di Seculini, spazza via Messineo, colpo di testa solido di Nicola Colcasi. Agnello fermato da Petrucella, poi Mangiapane va giù ed è calcio di punizione per il Gemini. Vuole fretta nelle battute Maggio, ma il pallone si spegne fuori. Cosenza, la leva di dosso Petrucella, proprio quasi al volo, ancora Centinaro, perde un altro duello con il recupero di Simone Colcasi. Pallone girato verso Saul Castiglione, Secolini, si allarga Cammareri, ancora Cammareri, guarda che c'è in area, il cross interno verso Secolini, poi il pallone messo da Mangiapane, un calcio d'angolo, situazione non abbastanza compresa, lato Gemini, e dunque calcio d'angolo per la formazione trapanese. Parte la battuta sul primo Messineo. Tanto i tifosi del Gemini hanno uscito fuori il tamburo. Cammareri, battuta corta per Saul Castiglione a mettere in mezzo, colpo di testa a liberare, non c'è nessuno però da quelle parti, resta ancora in avanti l'Accademia Trapani. Agnello, Parisi, Agnello di testa per Cosenza, c'è un po' di spazio contro Ader, se la sistema, ancora Cosenza in avanti, c'è il movimento di Parisi, si è proposto addirittura in attacco, poi è sfortunato perché l'ultimo tocco è il suo. Rilancio che arriverà tra poco a favore della Gemini. Meno di 10 alla fine del primo tempo per questa prima partita, questo triangolare playoff promozione
di prima categoria siciliana. Ancora Parisi di testa, Ader di prima per Mattia Lio. Lio tenta un sombrero, poi il Gemini se la cava con qualche rimpallo. Petrocella a lottare ancora contro Saulo Castiglione. Nuovo passaggio in fascia, tanti appoggi di prima, tante giocate molto efficaci dell'Accademia. Colpo di testa all'indietro rischiosissimo di Reina. Occhio all'avanzata di Secolini, esce Lardi superato, Secolini in mezzo, Messineo scivola nel tentativo di recupero, pallone messo fuori da Reina. Ma quanto ha rischiato il Gemini qui. Nicola Culcasi attaccato da Der senza fallo, riparte il Gemini. Il rilancio di Centinaro con il pallone che arriva adesso a Loguasto. Zaccone raddoppiato, la recupera Cammareri, il passaggio verso l'interno di Gammicchia. Agnello, Cosenza, è un pazzo questo, con la rovesciata a mettere in avanti. Qui ha un po' esagerato Vito Cosenza. Soltanto rimessa dal fondo per il Gemini. Con la battuta di Mangiapane, ha tentato il colpo di testa allo guasto. Messineo risponde verso Petrocella. Petrocella c'è però segnalazione dell'arbitro con il pallone uscito. Cosenza, movimento senza palla, la stava andando a recuperare, poi il contrasto con Mangiapane regolare. Reina, non c'è un controllo perfetto e comunque sul pallone attaccato da Secolini. Il rilancio di Reina un po' troppo lungo verso Centinaro, si riprende la sponda molto buona di Secolini. Cosenza aspetta Der, il passaggio in fascia, poi però Cosenza rimane giù, giustamente non ha potuto seguire l'azione. Zeus sponda verso Centinaro, salta di testa, poi il colpo a liberare di Graziano. Ancora il Gemini, Petrocella, lancio in profondità verso Zeus, cade a terra, non c'è nulla. Abbastanza evidente la volontà di ottenere il calcio di rigore per Zeus. Cammareri, una battuta di questa rimessa laterale, pallone preso da Secolini, però uscito fuori. La battuta di Zaccone per Loguasto, che via l'Accademia con Gammicchia. Reina, lancio profondo, Zeus sponda con il petto, tocca Agnello prima di Petrocella a proteggere contro Cosenza. La rimessa di biancorossa. Ader, scambio con Mangiapane, poi Ader si affida ad Andrea Messineo, si allarga Zaccone, riceve adesso, attaccato Loguasto, si sta sempre da quelle parti Loguasto, in mezzo praticamente a tre. Ancora Loguasto, tenta il cross, c'era la respinta secondo il giocatore del Gemini, non per l'arbitro, che stava per ottenere la deviazione definitiva. Occhio qui a Zaccone con un gran gesto a proteggere il pallone per i suoi. Il Gemini conquista comunque il calcio di punizione. Il rilancio di Messineo, Loguasto, pallone basso, Zeus si gira, Zeus cade giù, ancora nulla, Zeus si lamenta più di prima. Questa volta l'azione era più naturale da parte dell'attaccante del Gemini, che continua a guadagnare queste rimesse laterali.
che lo portano avanti. Ader, Lio stava girando completamente verso la fascia ed è ancora Ader. Petruzzella contro Parisi, altri metri a favore degli agrigentini. Petruzzella riceve giù, la lascia totalmente per Mangiapane, cross deviato, rimessa laterale vicinissima al calcio d'angolo. Tenta la sponda Zeus di tacco, il pallone arriva a Mistretta. Parisi non si capisce con Cosenza. Saul Castiglione dice a Mistretta aspetta la prossima volta. Ancora Lio, sempre da quelle parti, rimessa a cercare Zeus, libera via Parisi, poi spazza tutto Agnello, si ricomincia da Vincenzo Reina, lancio lungo in scivolata, l'intervento di Graziano. Ader perde il contrasto, riparte l'Accademia, 3 contro 4 praticamente. Pallone allargato da Saul Castiglione verso il centro, sinistro troppo schiacciato verso il fondo. È apprezzata lo stesso l'azione di Saul Castiglione, fratello di Joel, che fa parte del settore giovanile dell'Accademia Trapani. Jacopo Castiglione, classe 2005. Ader, non c'è nessuno, poi serve Zeus a contrasto con Nicola Colcasi. Zeus a terra, lui e le punizioni conquistate non vanno tanto d'accordo oggi. Reina, il giro palla del Gemini, quando siamo vicinissimi alla fine del primo tempo, il vantaggio per l'Accademia che resiste. Lio contro Parisi, anche un duello lato magliette che si allargano. Saranno 2 i minuti di recupero. Nicola Colcasi, è un pallone per il Gemini. Petruzzella, zona tiro un po' murato alla fine da Nicola Colcasi. Mangiapane, Lio verso Petruzzella che si inserisce, vuole il pallone anche dall'altro lato e finisce fuori. È iniziato il tempo di recupero con i 2 minuti concessi dalla terna arbitrale. Il rilancio di Francesco Mistretta, colpo di testa di Messineo per Ader. Fa in fretta a liberarsi di Agnello, ma l'Accademia recupera nuovamente con Secolini, non trovato Cosenza, che si è spostato a destra in questo caso, poi lo guasto Mangiapane nel lancio a cercare Mattia Lio. Il duello con Gammicchia, ancora Lio a combattere su questo pallone, si tocca anche la bandierina, alla meglio però il giocatore dell'Accademia con questa girata. Cosenza per Secolini, eventualmente c'è Saulo Castiglione che riceve adesso. Castiglione, pallone in mezzo con il Secolini che non va, con il tapin in porta. E Accademia vicinissima al 2-0 con Secolini. Era stato fatto tutto bene per la squadra di Amoroso, c'è stato il colpo giusto. Mangiapane a rimettere il pallone in gioco. Cammareri allungarselo contro il proprio avversario. Centinaro, fine del primo tempo, 1-0
Accademia Trapani il gol di Cosenza a decidere questi primi 45 minuti in cui ha visto l'Accademia protagonista un po' su quasi tutti gli aspetti, tante occasioni, soprattutto quella di Seculini poco fa che poteva portare il risultato sul punteggio di 2-0. Gemini che ha avuto modo di rispondere con Centinaro una volta subito il gol, ma al momento non basta per la squadra di Renato Maggio. Noi ci risentiamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo di Accademia Trapani Gemini.
No, no, ce l'ho preso. Grazie. Ma il documento sta venendo. Vabbè, poi dopo. E c'è il bagno. Sì, perché sei rosso come loro. Poi chissà. Come ha fatto ieri. Prego, se porti quello giallo anche il telefono. Lì e basta, l'ho detto, destra, Nico, Inizia il secondo tempo di Accademia Trapani Gemini 1-0 dopo i primi 45 minuti. Il gol di Cosenza su calcio di rigore al 19esimo a sbloccare la partita. Un match controllato abbastanza bene dall'Accademia con diverse altre occasioni, specialmente con Secolini in chiusura di prima frazione. Un tap in davanti alla porta che però non è arrivato. Non ci sono cambi tra i giocatori in campo per questa ripresa che riparte qui sul campo del Roberto Sorrentina di Trapani. Gemini che ha avuto una chance con Centinaro proprio subito dopo il gol subito dall'Accademia, però non ha trovato la porta l'attaccante del Gemini. Qui anticipato Zeus da Mistretta. Zeus ha voluto conquistare diversi calci di rigore nell'area avversaria, non si è potuto guadagnare il tiro dal dischetto. Anche poco fa ha lamentato una trattenuta. Andiamo a fare un recap delle due formazioni con l'Accademia Trapani che si schiera con il 4-3-3, Mistretta in porta, in difesa Cammareri, Graziano, Simone Culcasi e Parisi, a centrocampo Gammicchia, Nicola Culcasi e Agnello, in attacco Castiglione, Secolini e Cosenza. Oggi manca Nolfo per diffida, il bomber dell'Accademia Trapani con 16 gol in stagione, anche segnato nella finale playoff del girone A contro il Petrosino. Gemini che invece risponde con un 4-4-2, Ilardi in porta, in difesa Mangiapane, Reina, Messineo e Zaccone, centrocampo a rombo con Petruzella a destra, lo guasto a sinistra Ader e il play basso davanti a Lio che fa il trequartista. In attacco la coppia Centinaro-Zeus, messa guadagnata dall'Accademia Trapani. Messineo levare via basso l'attacco di Secolini, riparte ancora l'Accademia con un altro cross verso Cosenza, colpo di testa Ilardi in calcio d'angolo, occasionissima per Vito Cosenza, a un passo dalla doppietta e a un passo dal 2-0 nuovamente l'Accademia Trapani assolutamente in partita. Ricordiamo che questa è la prima partita di questo triangolare playoff promozione di prima categoria siciliana. Mercoledì il Gemini scenderà nuovamente in campo in casa contro il Villarosa, mentre domenica prossima, tanto qui un'altra chance per Secolini, domenica prossima scenderà in campo l'Accademia Trapani
per il proprio secondo match a Villarosa. Accademia che ha questo vantaggio di giocare le 2 partite a distanza di una settimana, mentre il Gemini giocherà praticamente tra 3 giorni, dopo ovviamente aver disputato il match di questa giornata al Sorrentino. La panchina dell'Accademia se la prende un po' con Parisi. Ci sono anche le indicazioni di Maggio ai suoi. Non è particolarmente soddisfatto del suo Gemini. Un rinvio questo che finisce direttamente in fallo laterale. Mangiapane vuole i movimenti dei compagni. Petruzella di testa va anche Agnello. Mangiapane schiaccia un po' per Messineo, trova Secolini. Messineo ad ingannare un po' l'avversario. Messineo cercare Lio, interviene però l'Accademia, c'è la protezione di Loguasto dietro. Mangiapane, Ader va a prendere ancora Petruzella. Loguasto si seguono i movimenti, alla fine Mangiapane la dà agli avversari. Secolini lungo verso Cosenza, il pallone però viene preso dai biancorossi. Ader ammonito nel primo tempo assieme a Graziano, lato Accademia. Pallone in profondità, lo tocca Parisi, cerca qualche spiraglio da Gemini. Guasto non ce l'ha fatta recuperare Reina. Altro contrasto assieme a Secolini, il pallone arriva dall'altro lato con Saul Castiglione, non la mantiene in campo. La rimessa è per il Gemini, che ha al suo seguito un po' di tifosi arrivati dalla provincia di Agrigento, un pullman organizzato dal gruppo Ultras della squadra biancorossa. Gemini che ha avuto il sostegno dei tifosi anche a Favara nella finale playoff del girone B, vinta 2-1 al 92esimo con il calcio di rigore trasformato da Mangiapane. Il primo gol lo fece Lio oggi in campo. Reina, un po' attaccato da Secolini, il lancio è profondo a cercare Zeus, anticipa però Simone Culcasi. Agnello, alla fine si va da Camareri, insegue Zeus, passaggio è per Saul Castiglione, un po' fermato da Zaccone. Occhio al recupero dell'Accademia, c'è il tiro provato. Ader deve spaziare al più presto per il suo Gemini, il pallone è a cercare Petruzella. Sombrero tentato da Parisi, riesce a metà, ma comunque il pallone va avanti. Cosenza non la mantiene, è rimessa per il Gemini. Mangiapane dietro, il rilancio di Reina, la prende però la difesa bianco-blu. Zeus, pallone di Lio, fermato all'ultimo proprio quando si stava girando totalmente. Cosenza attaccato, messo giù, c'è il calcio di punizione per l'Accademia Trapani. C'è un cambio per il Gemini, esce Zeus, al suo posto entra Fabio Messina. Esperienza per esperienza. La prima mossa di Maggio, che ha inserito Messina, segnato un poker a Sciara.
nel girone di ritorno della girone B. Serie di tocchi tra Parisi e Cosenza. Alla fine Mangiapane spazza, trova però la difesa dell'Accademia. Mangiapane. Messina mette giù il suo primo pallone. Non lo fa passare Parisi. C'è ancora la squadra di Maggio in avanti. Mangiapane. L'appoggio di Lio. Marcatura di Parisi, cross respinto. Il Gemini continua a fare la propria partita in questo modo. La rimessa lunga di Mangiapane, tentata la sponda, ad inseguire spalla alla porta allo guasto. Zaccone, un po' pressato da Saul Castiglione, che recupera alla fine anche con l'aiuto della propria gente in gradinata. Al lancio profondo, Ilardi. Messineo in profondità verso la corsa di Elia, c'è anche Centinaro un po' più verso l'interno. Intanto un po' di bisticci per questo pallone. Che deve essere gestito dall'Accademia Trapani con la rimessa battuta da Camareri. Sponda verso Seculini, fermato da Zaccone. Ancora Camareri, uno dei pochi elementi di esperienza lato Accademia Trapani, perché si tratta di una rosa prevalentemente giovane. Camareri è il capitano, cresciuto nel Trapani, debuttato nella prima squadra in Serie D nella lontana 2005-2006, è restato anche negli anni dell'eccellenza, poi il salto in C2 nel 2010, poi tanta eccellenza con Valderice, Marsala, Canicattì, Unitas Ciacca, e da quest'anno per la prima volta in carriera in prima categoria. Fallo su Cosenza, si continua per la norma del vantaggio. Allarga Agnello dalle parti di Camareri, guarda un po' la porta, alla fine poi vuole allargare, cross dentro con il tocco di Secolini, spazza via Ader, praticamente in zona comunque favorevole all'Accademia Trapani. Nuovo cambio per il Gemini con l'ingresso in campo di Corso al posto di Zaccone. Ingresso in campo da parte di Giulio Corso, classe 2003, interno di centrocampo alle Gemini dallo scorso anno in prima squadra. Messa laterale Accademia. Agnello, un po' di contrasti, c'è anche Cosenza, ancora Cosenza. Agnello si sta sullo strettissimo, appena entrato in area di rigore Cosenza, stava andando Agnello, ce l'ha lui sinistro dentro, tocco a liberare di Messineo, poi il tocco per Messina, il passaggio con Lio, stava vincendo il rimpallo, ha chiesto qualcosa in più all'arbitro Petrucella. La rimessa laterale, si propone anche Messina che voleva il pallone in corsa. Lo scambio con Centinaro, ancora Petrucella, Ader, Lio, Centinaro non l'ha seguita, c'è anche Messina a pressare, Messina a terra assieme a Nicola Culcasi, si va
larghi a destra con l'Accademia, in avanti si propone Saul Castiglione contro Messineo. Messineo la tocca per ultimo e fa ripartire Corso a terra. Dopo il contrasto si continua, si gioca con Gamicchia che allarga, Cammareri, cross dentro, colpo di testa che non arriva da parte di Saul Castiglione, spazza via Youssef Ader. Graziano per Nicola Culcasi, perde un po' il possesso, poi prende tutto Cammareri con fallo ai danni di Giulio Corso. Calcio di punizione per una squadra che sta mettendo del cuore in più per poter avere le proprie possibilità di recupero. Spazza via Gamicchia direttamente nella gradinata. Ok, il pallone è stato mantenuto nel perimetro del centro sportivo da qualche tifoso dell'Accademia. Nicola Culcasi di testa verso Seculini, Messineo, Ader, gamba contro gamba assieme a Seculini, poi il rinvio finisce fuori. Pallone che va a finire nell'area macchinette del Sorrentino. Tanto Maggio ha già deciso il terzo cambio per il suo Gemini, tra pochissimo entrerà Longo. Seculini fermato, colpo di testa di Nicola Culcasi, Messineo prima di Seculini, la lascia scorrere comodamente sul fondo. Eccolo qui il cambio per il Gemini. Si va adesso, sì, c'è la conferma definitiva. L'ingresso in campo di Longo al posto di Riccardo Petruzzella. Buona gara da parte di Petruzzella, tanto sacrificio, però che ha prodotto poco. Ader, Messineo la va a prendere però l'Accademia, un po' di spallate, anche una spinta e si va avanti. Nuovo contrasto a centrocampo e nuovo recupero Accademia. La pressione di Messineo c'è, però il pallone messo in avanti con Saul Castiglione che ha voluto ragione nelle ultime due occasioni. Poi a terra in avanti c'è un giocatore, attenzione al tiro in porta e c'è il gol segnato dalle Gemini, ma tutto era fermo. Centinaro era andato a segnare, ma era tutto fermo. Infatti è andato soltanto l'attaccante delle Gemini davanti alla porta di Mistretta. È soltanto calcio di punizione per il Gemini che continua il suo giro palla. Colpo di testa a liberare di Graziano Loguasto. Dietro per Messineo, va ad attaccare Secolini. Messineo largo dal nuovo entrato Corso, la mantiene in campo, non più rimessa per l'Accademia. Ancora nessun cambio per Amoroso contro i tre già effettuati da parte delle Gemini. Vuole la difesa 3, Maggio in fase offensiva. L'attacco di Centinaro non basta, rincorre Secolini, colpo di testa di Mangiapane. Messineo, lancio lungo, c'è il movimento di Messina, esce Mistretta anche ad avere qualche tocco con Messina, infatti c'è il fallo in attacco da parte
l'attaccante del Gemini, classe 85. Cammareri chiede Pallagnello, non visto, la girata di Saul Castiglione per Seculini, lo aggira Reina, la porta avanti Messineo. La girata di Corso che va avanti, supera il proprio avversario, ancora Corso, cade a terra, guadagna la punizione. Corso, ottima giocata, ha fatto tutto lui, e dunque possibilità per il Gemini. Vedremo un po' cosa potrebbe uscire fuori da questo calcio di punizione. Non c'è in campo Salvatore Schifano, che in mezzo all'area è uno specialista a colpire di testa. In situazioni del genere ha segnato all'Aspra, capolista del girone B, sia nella gara di Coppa Sicilia, erano gli ottavi d'andata, sia al ritorno. Parte il destro in mezzo, Mistretta. La battuta di Mangiapane finita direttamente sul portiere dell'Accademia Trapani, che dice ai suoi di salire. Cammareri, la fascia di destra, Saul Castiglione finisce a terra, Nicola Culcasi gira da Cosenza abbastanza libero e aggancia Cosenza, tenta la Veronica contro Longo, si va ancora avanti con il pallone messo in mezzo da Parisi, la presa di Lardi, l'attacco dell'Accademia Trapani a rubare il pallone con Castiglione, tiro respinto, più volte c'è l'aiuto di Ader. C'è anche il primo cambio dell'Accademia Trapani. C'è l'ingresso in campo di Candela al posto di Seculini. Buonissima partita per Seculini. Entra così Antonio Candela, uno dei tantissimi prodotti dell'Accademia Trapani, è cresciuto inizialmente nel settore giovanile del Fulgatore, poi ci è tornato dopo 5 anni, è andato a giocare nella prima squadra, in prima categoria, poi si è anche trasferito per un periodo in Umbria, ha giocato nel Spoleto, sempre in eccellenza, ex anche Dattilo, con l'esperienza di 1 anno e mezzo, non tantissime presenze, appena 15 e 3 gol. Poi il ritorno quest'anno per la terza volta a Folgatore, stavolta in promozione, arrivato all'Accademia da dicembre. Altro fallo, altra punizione. Graziano verso Cosenza, trattenuta dubbia, non c'è nulla. La rimessa di Mangiapane, la sponda tentata da Messina, c'è il recupero di Nicola Culcasi, in mezzo a 2, stava passando, non è passato più. Gammicchia ad allargare verso la zona di Saul Castiglione, un po' troppo in avanti il giocatore dell'Accademia. Mangiapane largo, anticipare Longo, ci pensa Cosenza, il tocco fuori di Longo,
ed è rimessa. Parisi, Candela, l'attacco e il fallo su Longo. Punizione di Mangiapane. Altra risposta dell'Accademia. Messineo deve allargare, ma trova Cammareri da quelle parti. Si va dietro da Mistretta. Rilancio in gradinata. C'è addirittura qualcuno che si è protetto con l'ombrello. Guarda lui, guarda lui, guarda. Messineo si risponde in difesa, poi Nicola Culcasi, altro colpo di testa ed è lì Candela cade giù. Si continua con la Mangiapane ad allargare. Lio attaccato da dietro da Cammareri. Lio se ne va con fallo, punizione Gemini un po' nella stessa zona di prima, con la punizione conquistata in precedenza, battuta da Mangiapane. Adesso lo stesso difensore della Gemini si prende l'incarico. Va Mangiapane, fitto in area, si voleva il colpo di testa di Messina, preso un po' in controtempo perché Parisi l'aveva ributtata all'interno dell'area. Lo Guasto potrebbe allargare, fa così da Longo, pallone di Ader in profondità verso Messina, troppo controllato sul fondo da Mistretta. Vuole copertura Maggio. Sono 6 i tifosi della Gemini che resistono nel cantare i cori per la propria squadra. La protezione di Simone Culcasi, poi a terra ci finisce Longo. Le punizione Gemini che continua a conquistare questi palloni. Messineo trova Castiglione, poi perde l'equilibrio contro Candela che recupera. Candela porta palla avanti, è fresco, è entrato da poco. L'intervento non falloso di Corso, si va dietro, Reina spazza, ma è un pallone consegnato ad Agnello di prima, largo Cosenza. Si muove Parisi, lo vede Cosenza servito. Parisi cross basso, respinto anche questo, rimessa laterale. È rimessa per l'Accademia Parisi. Agnello si deve girare, si guarda un po' intorno, decide di andare addirittura in difesa da Graziano. Cammareri segue il movimento, Corso, ma è ancora Accademia Trapani con Saul Castiglione. Cross in mezzo, Ilardi quasi ad anticipare i propri avversari. C'era Candela lì, poi contrasto con Ader, calcio di rigore assegnato dopo all'Accademia Trapani, conquistato da Cosenza per il fallo commesso da Longo, ed è calcio di rigore per la squadra di casa, ed è ancora Cosenza a fare il protagonista. Ne ha guadagnati diversi tiri dal dischetto l'Accademia Trapani. Adesso Cosenza può fare doppietta su rigore, vediamo un po'. In tanti a rinfrescarsi, a buttarsi l'acqua addosso, c'è veramente tanto caldo oggi a Trapani. Vito Cosenza contro Antonino Ilardi.
Vediamo un po'. Cosenza, tiro potente, quasi sotto la traversa a fare 2-0 per l'Accademia Trapani al minuto 74. Ancora Vito Cosenza. Quanta gioia in campo, anche la panchina è entrata ad esultare assieme a Cosenza. 2-0 Accademia Trapani. Per il Gemini si fa veramente difficile. Tanto entusiasmo al Sorrentino, il terzo gol nelle ultime due per Cosenza, dopo aver ritrovato la marcatura contro il Petrosino. Oggi ne fa 2 alle Gemini. Maggio ce l'ha quasi a morte con Mangiapane. L'aggancio con il tacco di Corso è rimessa a Gemini, ora mai più per la squadra della provincia di Agrigento. La protezione del pallone servito dietro dalle parti di Ader, poi c'è il contrasto con Messineo e il calcio di punizione. Non è d'accordissimo Candela, si cerca un aiuto per Andrea Messineo. Maggio arrabbiatissimo. Si cerca un aiuto dalla panchina che arriva in ritardo di molto. È pronta eventualmente anche la Barella. Va bene. Occhio! Ale! Dai tutti nelle sveglie! Messineo ha portato fuori senza la Varella. Si aspetta ancora dall'altro lato del campo. Gemini momentaneamente in 10, la battuta di Mangiapane, pallone in mezzo, un po' toccato anche da Camareri, e allora si riparte con Saul Castiglione verso il centro. Il pallone in profondità, c'è Cosenza, sempre lui, area di rigore, un po' pressato, non c'è nulla dopo l'intervento di Longo. È soltanto calcio d'angolo per l'Accademia Trapani. Calcio d'angolo, sempre Cosenza, anche a dare indicazioni ai suoi. Ma Cosenza in mezzo sul secondo palo, colpo di testa! Il 3-0 dell'Accademia Trapani con Graziano. Aveva chiesto palla, è stato solissimo in area di rigore e va ancora avanti la squadra di Amoroso. 3-0, grandissima festa! Il gol di Graziano, ammonito nel primo tempo. Ha chiesto palla a Cosenza che in questa circostanza mette anche l'assist. 3-0. Ed è praticamente il primo gol su azione dopo 2 calci di rigore conquistati. Assolutamente meritato per la squadra di Amoroso, che ha costruito bel calcio questo pomeriggio. Ci sono anche 2 cambi pronti per l'Accademia Trapani, che verranno effettuati tra poco.
Rimessa laterale per il Gemini con Messineo, il pallone rimbalza, sponda di Centinaro a cercare corso, ma niente da fare. Eccolo qui, il doppio cambio. C'è l'ingresso in campo di Nieto. Al posto di Agnello, che si prende gli applausi della gradinata del Sorrentino. Al suo posto Nieto. Poi il nuovo cambio con la standing ovation per Vito Cosenza, che temporeggia anche un po'. Tanti applausi. Al suo posto Riggio c'è cambio anche per il Gemini. Con l'ingresso in campo di Carmelo Scrodato. Al posto di Lio. Non vuole mollare. Amoroso, l'allenatore dell'Accademia Trapani, mangia pane, non fa andare in avanti questo pallone colpito di testa. C'è anche Ader. Alla fine mangia pane, si affida a Carmelo Scrodato. Il contrasto che comunque favorisce il giocatore del Gemini. La rimessa per Centinaro, pallone spazzato fuori. Carmelo Scrodato dietro da Mangiapane. Ader, tanto dinamismo contro Riggio, si scivola, però sulla fascia sinistra per il Gemini con Corso, e si riparte dietro con il rilancio di Mistretta. Pallone è uscito, aveva provato l'appoggio Camareri. Ci prova il Gemini, nuova avanzata, pallone messo dentro, allo stesso Corso, e calcio d'angolo per la squadra di Maggio. Si cerca quantomeno di segnare un gol. In caso di parità in questo triangolare ci si affida al criterio della differenza reti. Parte la battuta in mezzo, colpo di testa che non c'è, voleva però un calcio di rigore Messina. Reina poi si lamenta del fallo commesso ai danni di Candela. Si rialza adesso. Ormai dentro gli ultimi 10 con l'Accademia Trapani, che ha fatto tris poco fa con la rete di Graziano, colpo di testa a battere i lardi sul calcio d'angolo battuto da Cosenza, che è uscito poco fa. Ha segnato una doppietta, entrambi i gol su calcio di rigore. Si è preso l'applauso tutto il Sorrentino. Si chiede un cambio perché Saul Castiglione non ce la fa. Piccola, probabilmente nota storta, dato Accademia Trapani è pronta ad entrare la Francesca al posto di Saul Castiglione, ma
si deve aspettare sempre il giocatore che esce. Accademia Trapani che sfrutta anche il fattore perdita di tempo. Esce Saul Castiglione che si accascia a terra a bordo campo. Al suo posto la Francesca. Un altro 2003 in campo. Punizione Accademia con Cammareri contro la barriera a 2 del Gemini. Cammareri pallone in mezzo, stava andando a staccare Parisi, poi il tentativo in avanti con l'acrobazia provata dallo stesso Parisi dopo la proposta di Graziano, ma c'è Reina a terra, Gemini in enorme difficoltà. Entra Francesco Di Piazza. Non ce la fa Reina. Maggio prova a risistemare la propria difesa. Entra così Francesco Di Piazza al posto di Reina. Pallone consegnato ai biancorossi con il rinvio di Mangiapane sistemato sul centro di destra. In fascia c'è Carmelo Scrodato. L'aggancio di Candela a superare Mangiapane. Ancora Candela, ce l'ha lui il pallone, calcia Candela, un po' di deviazione e c'è il calcio d'angolo per l'Accademia Trapani. L'Accademia, nonostante il vantaggio di 3-0, continua ad attaccare. Nuovo cambio. Entra Tosto al posto di Nicola Culcasi. Tanti applausi per il play dell'Accademia Trapani. Si può andare alla battuta con Cammareri, pallone in mezzo, stava andando a colpire Candela. Riggio per Cammareri, scambiano i due, cerca il cross Riggio, poi Centinaro va a toccare, aveva provato il tacco, pallone che gli rimbalza addosso. Ci saranno 4 minuti di recupero che partiranno tra un paio di minuti. Nuova proposta in mezzo, colpo di testa cercato da Parisi, ce l'ha ancora lui il pallone, poi spazzato dalla Gemini. Proposta in profondità
non c'è nessuno a destra e si va in fallo laterale. Accademia Trapani ormai con la vittoria in pugno, 3 punti importanti, e ci sarà una settimana piena per preparare la trasferta di Villarosa contro una squadra che sul proprio campo sa proporre bel calcio, grazie al lavoro di Mario Folisi, che rientrerà dalla squalifica. Ovviamente non sarà da meno l'Accademia Trapani, c'è da capire un po' il fattore campo. L'anticipo molto buono di Corso, ha contratto con gli avversari. Corso centrale per Mistretta. Sul concreto questo è il primo tentativo del Gemini verso la porta nel secondo tempo. Gemini con pochi stimoli ormai. La corsa di Camareri e il pallone messo fuori. In attacco l'Accademia dal primo, ormai al 90° minuto. Lancio lungo verso i lardi, no, perché il pallone finisce direttamente sul fondo. Quattro di recupero ufficializzati adesso dall'arbitro. Il rinvio affidato a Mangiapane. Pallone lunghissimo, colpo di testa e Camareri a rispondere Messineo. Gemini che invece tornerà in campo mercoledì contro il Villarosa, giocherà in casa. Serve un pallone perso facilmente poco fa. La battuta profonda di Mangiapane non la prende Messineo, c'è Messina nel rilancio dell'Accademia verso Candela. Camareri, l'alzata contro lo guasto, pallone un po' controllato da Corso, la scivolata provata anche da Tosto, è rimessa Gemini ormai con 1 minuto e mezzo che è passato da quando è scoccato il 90°. Guarda caso, i palloni stanno scomparendo proprio adesso. Messineo, rimessa lunga, Messina sponda verso l'interno, un po' difficile per Centinaro, la va a prendere alla fine Longo con il destro che finisce sul fondo, non impensierisce minimamente Mistretta. Il rinvio di Francesco Mistretta, Messina a rispondere ed è ancora il Gemini a proporsi con Corso. Lo guasto a superare la Francesca, passaggio verso il centro, Messina ce l'ha sul sinistro, può calciare Messina, deviazione in calcio d'angolo. E invece no. C'è soltanto rimessa dal fondo. L'arbitro non ha visto quel tocco avversario. Andiamo a casa, arbitro! Manca veramente poco alla definitiva festa per
l'Accademia Trapani che si prende i primi 3 punti di questo triangolare playoff promozione. Credere in questo sogno con un progetto con il nome Accademia Trapani iniziato praticamente quest'anno. Occhio alle Gemini però che avanza con Corso davanti a Mistretta, la risposta, attenzione a Messina, pallone spazzato via, l'occasione più importante nella ripresa per il Gemini. Buon impatto per Corso, non è arrivato per un tiro potente da Mistretta che comunque ha risposto. Quasi tutti in campo per aspettare il triplice fischio, eccolo qui, l'Accademia Trapani vince, batte il Gemini per 3-0, la doppietta su calcio di rigore di Cosenza e poi il gol di Graziano nel secondo tempo per dare inizio ai festeggiamenti dei primi 3 punti all'interno di questo triangolare. Tantissima festa al Roberto Sorrentino di Trapani per un risultato assolutamente meritato per ciò che è stato costruito. Intanto i tifosi del Gemini continuano ad effettuare i corri verso la propria squadra che però non ha saputo dare le giuste risposte. Nel secondo tempo ci ha provato di più a mantenere il pallone, a farlo girare, ma l'Accademia, nonostante il vantaggio convincente, ha continuato a portare il pallone in avanti verso la porta di Ilardi, eppure poteva finire con un risultato più ampio data l'occasione che ha avuto Secolini a fine primo tempo. Anche lo stesso Cosenza stava per segnare un gol su azione. E adesso sentiamo un po' l'atmosfera del Sorrentino con la corsa dell'Accademia Trapani davanti agli occhi dei propri tifosi. Tanti festeggiamenti per un entusiasmo che continua a crescere. Questo sogno promozione dell'Accademia Trapani continua a persistere. Il Gemini giocherà adesso mercoledì contro il Villarosa, darà sicuramente tutto la squadra di Maggio per conquistare 3 punti che daranno il significato di speranza. Poi ci sarà Villarosa Accademia Trapani domenica prossima, una settimana piena di preparazione per la squadra di Amoroso per voler andare alla conquista di un'altra vittoria che darebbe per certo il salto di categoria alla squadra di Amoroso, ovviamente con 2 vittorie all'interno di questo triangolare, quindi fare bottino pieno. Andiamo a riepilogare un attimo le reti che hanno deciso questa partita, con la doppietta di Cosenza sul calcio di rigore, entrambe le reti al 19esimo, al 74esimo, 4 minuti dopo l'assist di Cosenza per Graziano, un calcio d'angolo, colpo di testa del difensore che ha battuto Ilardi. Noi ci ritroviamo mercoledì perché vi daremo in diretta anche la sfida tra Gemini e Villarosa, ovviamente anche domenica prossima nella partita tra Villarosa e Accademia Trapani. Praticamente tutto questo triangolare playoff promozione di prima categoria siciliana. È tutto dal Roberto Sorrentino di Trapani, grazie dell'attenzione e un saluto da Salvo Geraci.